Il punto G, dove lo troviamo? C'è la mia ragazza qua davanti, non glielo posso dire. Sulla donna lo possiamo trovare. Vietene alta. Bellini, quando vai sulla Vietnea? Ma Bellini come punto G me lo indica. Sì. Non la so aiutare. Mai avuto a che fare? No. Lei non c'è mai andato? No. Perché Catania ha tanti punti G. Il classico punto G. Può mangiare buono? Sì. O tenendo la calabrese? Non lo so, forse non c'è nessun posto. Vi invito ad andare all'Etna perché lì c'è un punto G. Punto G è il punto della gioia. Toccate con mano? Con la mano loro, Con la non mano con la mano d'oro, nostra. con la mano d'oro. Ma c'è chi va in tram, c'è chi va in macchina e c'è chi va a mano. Beh, Catania non è che ha un solo posto, c'è molto da vedere. Lei dice non c'è solo un punto G, ma ce ne sono tanti. Tanti. Punto G? Ma ce n'è tanti posti dove si mangia bene. Il punto G maggiore che lei conosce, qual è? La festa di Sant'Agata, A mangiare pesce te non vai alle tre bocche. zone di Brescido. Non solo in via Plebiscito Alta, ma qualche zona anche più bassa. Quindi il punto G è più in basso. Questo non lo so che è punto G. Che vuol dire punto G? Il punto G a cosa? Le A dice, rusti e mangia, va. Non lo so, che cos'è il punto G? C'è un focolare, dai, fuoco, carne, salamariglia e mangiamo. punto G lo tocchiamo? Sì, punto G lo tocchiamo. Il punto G che cos'è? Studiate e poi mi fate sapere anche a Vi me. invito a venire a vedere il punto G a Catania. No, quale punto G? Neanche punto A, perché non lo so. I monumenti, spazi per Catania. Venite tutti a Catania a trovarci al punto G che si mangia spettacolare. Dove posso trovare un artista da zona erogena? Sono un artista. Canzone erogena di Danilo Ventura. Io senza te non so niente, non mi lascia. Lei non è mai stato né nel punto G No, non la so aiutare. E questo è molto grave. e non ha mai conosciuto le zone erogene? No. Venite qua al punto G che ne sbarriamo tutti pari. Niente, completamente. Mai. Single? Sì. Beh, per forza.